Pace a tutti e buona domenica. Volevo prima di iniziare a lodare il Signore leggere alcuni versi della sua parola. Li troviamo in 1 Pietro 2, versetto 9 e 10. Ma voi siete una generazione eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Per noi è un privilegio sapere che il Signore ci ha scelti, che siamo Suoi e che siamo figli del Re dei Re. E questa mattina vogliamo veramente onorarlo con tutto il nostro cuore, vogliamo offrirgli la lode che gli è dovuta. Lodiamo e benediciamo insieme il Signore. Dio vi benedica.
continuiamo ancora con questa attitudine di lode e adorazione. Stamattina abbiamo Vincenzo, Daniela. Vincenzo ha un ministero straordinario, un dono straordinario di scrivere canti, è stato in mezzo a noi per un bel po' di anni, è stato maestro, nostro della corale, musica. Il Signore lo ha guidato e adesso serve il Signore in un'altra comunità, ma vogliamo approfittare, amen? È un dono straordinario, li amiamo, è una gioia averli con noi questa mattina, quindi sicuramente ascolteremo qualcosa di nuovo. Alleluia. Grazie. Ci eravamo lasciati che non era un addio, ma era un arrivederci, vi ricordate? È passato un po' di tempo ed eccoci qua. Nel tempo di Dio, noi ci muoviamo nel tempo di Dio, vorremmo fare le cose in fretta, ma Dio ha altri tempi. E il nostro cuore è gioioso, è contento ed è grato a Dio. Come diceva Gianni, 10 anni abbiamo vissuto insieme, Gianni, circa 10 anni. Abbiamo camminato insieme nel Signore e le cose sono tante e non si potrebbero enumerare. Però eccoci qua. Vogliamo continuare a lodare Dio, no? Stamattina leggevo, meditavo mentre camminavo, amo camminare la mattina presto. Dopo la pandemia ho scoperto il Nord Walking, si chiama così, con 2 bacchette, così già mi reggono a quest'età, quindi so a posto, quindi già so maneggiarli. E una volta un fratello che non c'è più in questa comunità, parlando di questo, era Sergio, mi disse: sai Vincenzo, pure adesso inizi a camminare un po' con quelle cose là, mi hanno detto che muove il 90% del corpo, me non posso mai dimenticare. Io cammino con le bacchette grazie a Sergio e veramente ho scoperto qualcosa di straordinario, perché mi permette di stare in comunione con Dio, di offrire a Dio alle prime luci dell'alba un'offerta di lode e di adorazione. Ascolto sempre prediche. Questo è un insegnamento che mi ha trasferito il fratello Vittorio Fiorese, il quale si alza ancora adesso di mattina presto, e lui era sempre là con sta cuffietta nelle orecchie, pure quanto lavoravamo, e ascoltava prediche su prediche, e praticamente aveva la sua mente completamente rinnovata dallo Spirito Santo attraverso la parola di Dio. E c'era questo fratello stamattina che leggeva il Salmo 32 e dice: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Alleluia. La parola beato significa felice. E il Signore mi ha fatto riflettere. Tu devi essere felice, Vincenzo, a prescindere dalla situazione in cui ti trovi, quello che accade fuori, quello che accade dentro. Tu devi essere felice, perché la tua trasgressione è stata perdonata, il tuo peccato è stato coperto. Questo è il miracolo meraviglioso, straordinario, che Dio ha compiuto sulla croce per noi. Alleluia. L'Eterno è il mio rifugio e la mia forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Dio è dalla nostra parte. Se il nostro cuore, la nostra vita sono dalla sua parte. E se sono dalla sua parte, la Bibbia dice che Lui ci circonda di canti di liberazione. C'è gioia a sazietà alla presenza di Dio. C'è gioia a sazietà quando ci presentiamo davanti al trono di Dio. Alleluia. Posso vedere un sorriso. Siate gioiosi, fratelli e sorelle. I tempi diventeranno sempre più difficili, sempre. Viviamo in un tempo escatologico, andiamo verso l'adempimento delle promesse di Dio. E noi siamo chiamati a portare la gioia del Signore in un mondo disperato. Vogliamo cantare alcuni canti che abbiamo fatto gli anni scorsi, volevamo fare anche canti nuovi, però alla fine ho detto no, dobbiamo cantare insieme ai fratelli e alle sorelle, non vogliamo che ci guardino come dei musicisti, delle star, che non lo siamo in effetti, siamo solo dei peccatori salvati per grazia al servizio di Dio. Io amo lodare insieme alla Chiesa, amo vedere la Chiesa lodare, amo vedere la Chiesa stare alla presenza dell'Onnipotente. Posso chiedervi ancora gentilmente di alzarvi in piedi? Faremo alcuni canti, scusate, ho tutto l'imbracatura qua. Ormai bisogna venire da casa imbracati qua, secondo me, sai Gillo? Così.
Scusate. L'Eterno è la mia luce. L'Eterno è la mia luce. L'Eterno è la mia luce. Di chi temerò? Di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca. L'Eterno è la mia rocca. Di chi avrò paura? Di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore. L'Eterno è il mio pastore. E nulla mi mancherà. Nulla mi mancherà. Di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. La forza della mia vita. L'Eterno è la mia luce. L'Eterno è la mia luce. Di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca. Di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore E nulla mi mancherà. la forza della mia vita. Anche se mi troverò nelle prove, nelle difficoltà, mi rialzerà con il suo amore, la sua grazia mi sosterrà. La mia speranza è in te, Signore. Ogni giorno ti invocherò, nelle tue promesse confiderò. Alleluia, sempre sarai con me. L'Eterno è la mia luce. La mia luce. Di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca. Di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore. E nulla mi mancherà. La forza della mia vita. E allora canta con me. Anche se mi troverò nelle prove, nelle difficoltà, lui mi rialzerà con il suo amore, la sua grazia mi sosterrà. La mia speranza è in te, Signore. Ogni giorno ti invocherò, nelle tue promesse confiderò. Sempre sarai nelle tue promesse, nelle tue promesse confiderò. Sempre sarai con me, nelle tue promesse, nelle tue promesse confiderò. Sempre sarai con me. Alleluia. Grazie Gesù. Questo canto il Signore me l'aveva dato sul letto di infermità, dopo un incidente mortale, quasi, con la moto. Il Signore mi diede questo canto: guarda Vincenzo, che nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. E io iniziai a cantare: vero Signore, in te io vinco tutte le mie battaglie, in te io sono più che vincitore. Amen, credilo con tutto te stesso. Anche nella situazione in cui ti trovi, anche se stai attraversando la valle delle lacrime, la valle dell'afflizione,
la valle dell'infermità. Canta al tuo Re, canta che Dio è grande, canta che Dio ha tutto sotto controllo, che nessuno più ti rapirà dalle sue mani, che Lui sarà al tuo fianco, sarà alla tua destra, sarà la tua avanguardia e retroguardia. E nel Salmo 19 è scritto che l'Eterno è una città inespugnabile, inespugnabile. Trova la forza nell'Eterno. L'ultimo canto che faremo è Non c'è panico in cielo. Stavo ascoltando una parte durante il periodo di porta aperta della pandemia e ascoltavo YouTube la condivisione di un fratello di Porta Aperta e lui diceva: guardate, in questi tempi così difficili di pandemia Dio non è sorpreso, non vi preoccupate, non temere, che Lui ha tutto sotto controllo. E il Signore mi fece vedere, io ho tutto sotto controllo nel momento in cui terrai gli occhi fissi su di me, terrai gli occhi fissi sulla mia croce. Sapete che Gesù ha detto che ogni giorno dobbiamo prendere la nostra croce? E su quella croce non solo dobbiamo portare la nostra vita, ma dobbiamo ricordare sempre e continuamente quello che Gesù ha fatto. Se stai attraversando un momento difficile, questa mattina guarda la croce, dove Gesù ha esclamato: Padre, tutto è compiuto. Guardo alla croce, non temerò.
può sorprenderti. Sei l'Eterno, la mia vita solo a te affiderò. A te nulla, cantiamo insieme. A te nulla è nascosto, niente può sorprenderti. Sei l'Eterno, la mia vita solo a te affiderò. Non c'è panico in cielo, Dio è ancora sul trono. Lui ha sempre il controllo. Dio è fedele. Una porta aprirà, Quella porta si chiama Gesù. ogni cosa farà. Di miracoli e segni. Dio è potente. Dio è potente. Dio è potente. Dio è potente. Gloria a Gesù, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Amen, accomodatevi, gloria a Gesù. Grazie Enzo. Grazie a voi. Alleluia, Daniela, grazie. Amen. Questi sono canti scritti da Vincenzo, quelli che abbiamo cantato, la cantavamo insieme. Comunque voglio dire che è la prima volta che suonano con batterista e quindi è stato anche bravo Riccardo andare dietro, vero maestro? Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Gesù. Amen, a Dio la lode e la gloria. Amen, che bello, i doni, i talenti che Dio dà. Per anni, siamo qua 10 anni, veramente sono volati, ma questo ci ha permesso anche di avere una corale gospel, siamo stati nei teatri, nei cinemi, bellissimo, il Signore addirittura ci chiamano ancora adesso, ci hanno già chiamato per vedere a Natale se facevamo dei concerti, addirittura ci ha chiamato anche una coppia di spose, voleva che andassimo a cantare, ha detto abbiamo sentito cantare gospel, siamo stati lì, verreste a cantare in chiesa al nostro matrimonio? Io ho detto a Silvia, gloria a Dio, in chiesa cattolica si sposa. Ci hanno chiesto di andare, a noi apriteci le porte, veniamo dappertutto. Non abbiamo problemi, anzi, ci desse l'opportunità, andiamo tutte le domeniche. Cosa dici Vincenzo? Alleluia! Gloria a Dio! Amen! Gloria a Gesù, Dio è buono. Raccoglieremo frutti per la sua gloria. A Dio la gloria. Quando serviamo il Signore non dobbiamo guardare il momento, perché Dio ha il suo momento, ha i suoi tempi. Noi dobbiamo seminare, dice la parola di Dio. Quindi ringraziamo il Signore per Daniela, per Vincenzo, sono stati con noi, veramente grande benedizione abbiamo ricevuto quel tempo. Ma stiamo ancora insieme servendo il Signore. Amen. Alleluia. Bene, vorrei chiamare, come vedete sono in mezzo alle piume stamattina, fra palloncini qui. Non sapevo che mi mettevano in cielo stamattina, mi sembra di stare fra le nuvole. Devo chiamare mia moglie, perché ieri hanno fatto l'incontro delle donne, delle sorelle, e quindi so che vuole ringraziare il Signore, vogliamo ringraziare in modo particolare quanti si sono impegnati perché questo avvenisse. Stamattina vedo molti assenti in mezzo a noi, alcuni so che sono andati in spiaggia, sono andati un po' a rinfocciolare. Sì. No. Mi sposto, se no... Sì, prima vediamo un piccolo video che è stato messo insieme così velocemente, uno da Giulia e uno da Monica, con alcune foto che sono state fatte ieri sera. Dopo magari faremo un video un po' più completo, però era solo per dare un'idea di quello che abbiamo fatto ieri sera.
atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. E se le sorelle che mi hanno aiutato possono venire qua. Volevo veramente ringraziare il Signore per tutte quelle persone che avete visto lì perché sono venute. Prendi la cornice. Giuste. Infatti andate in bagno, va bene. La cornice. Dobbiamo fare tutto completo. E volevo ringraziare il Signore per le sorelle che sono venute, soprattutto per quelle che invitano amiche, parenti. C'è Mariana che c'ha la famiglia al completo che viene. E senza di voi, senza questi inviti, non avrebbe senso i nostri incontri. Cioè, potremmo fare lo stesso tra di noi, però è bello poter avere ospiti e condividere assieme quello che il Signore fa in mezzo a noi. E volevo solo spendere appunto qualche minuto per parlare, perché questa volta il tema è stato abbastanza profondo e così difficile. Cioè, chi mi conosce, penso che mi conoscete, non sono una che tanto si mette in mostra, che parla, preferisco stare dietro le quinte, non sono, ecco. Però già qualche anno fa ho sentito in cuore di fare questa cosa, di iniziare questa cosa con l'aiuto di sorelle che in questi anni mi hanno dato un grande aiuto, e quest'anno loro dividiamo un po' i compiti. Altre volte abbiamo condiviso l'amicizia, la gratitudine, concetti magari un po' semplici, se vogliamo dire così, più facili da condividere. Questa volta però abbiamo voluto dare un messaggio un po' più evangelistico e spiegare un po' proprio quello che noi crediamo, la nuova nascita. Mi colpisce sempre Emanuele quando dice che tramite qualcosa che ho detto io ha capito che non siamo evangelici, non siamo semplici credenti, ma siamo nati di nuovo. E senza la nuova nascita, insomma, restiamo a un certo livello. Quindi in più Giulia condivideva una parte sul cielo, perché ha fatto uno studio lungo in questi ultimi 2 anni su come sarà il cielo, ma com'è già oggi. E quindi anche lei aveva una parte molto importante, molto profonda. Ecco, quindi in queste ultime settimane sentivo tanto questo peso, perché il bisogno di avere lo Spirito Santo che potesse lavorare attraverso di noi. E quindi avevo condiviso un po' con loro questo bisogno di pregare per me, per chi parlava, ma per ciascuno di noi, per tutto quello che facevamo, perché comunque ogni cosa è importante, anche quello che stanno tenendo in mano loro. E un lunedì di 2 settimane fa avevo assistito a un incontro su Zoom che aveva fatto la sorella Fiorenza, assieme a una chiesa di Milano e altre sorelle che si sono collegate. E una sorella ha dato un messaggio su Esther,
E l'ultima frase che ha detto nel suo messaggio era questo: c'è qualcuno che sta aspettando che tu diventi regina e porti soccorso e liberazione. E siccome nel nostro argomento si parlava proprio del cielo, della festa che viene fatta in cielo quando una persona si converte, e anche di quello che riceveremo quando andremo in cielo, quindi la corona della vita. E io ci tenevo a poter mettere questa corona che noi che anche per, diciamo, distinguerci, cioè insomma per far capire chi aveva organizzato nel caso ci fosse bisogno di qualcosa. A volte ci vestiamo in modo uguale, però questa volta non era possibile. Allora avevo suggerito la corona, ma non eravamo tanto d'accordo su questo, però come simbolo della corona della vita. Però con questo messaggio che ho sentito da questa sorella, sono andata a rivedere il libro di Ester, e al capitolo 2, versetto 17 dice: egli, il re, le pose in testa la corona reale e la fece regina. Allora sì, io volevo la corona un po' più bella, ma sono dovuta accontentarmi di questa in plastichina, e l'abbiamo indossata ieri sera. E ho visto nel video che c'era, una volta che parlavo, c'era una corona meravigliosa, quindi quella è quella che mi darà il Signore quando arrivo in cielo. Aspetto, ecco, un po' come questa, un po' più, invece che queste qua di plastica. Comunque, le pose in testa la corona reale e la fece regina. E al capitolo 4, versetto 14, infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte. Chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Quindi questo mi ha dato una maggiore conferma, consapevolezza di quello che stavamo facendo, e ringrazio il Signore per loro, perché siamo state veramente unite in questo, a pregare per questo evento. E ringrazio il Signore per tutto, e non voglio dimenticare Chiara e Katia, che le teniamo fuori dall'organizzazione, però le chiediamo sempre se possono cantare un canto che sia in linea con quello che stiamo condividendo, quindi anche loro fanno una grande parte, quindi ringraziamo il Signore per questo. Ok, grazie. E dopo sì, ognuno di loro, ho già detto, ha un compito. Poi Monica ha dato la testimonianza, Deborah si occupa dei giochi, dell'allestimento, loro hanno fatto la corona, poi la cornice, si sono dedicate alla preparazione dei tavoli, quindi ognuno ha un compito specifico. E ieri sera dovevo già dire, però quindi lo dico adesso, che Antonietta aveva suggerito di andare a mangiare la pizza qualche volta, insomma fare qualcosa come sorelle. Quindi sarebbe per venerdì 8 luglio l'intenzione di andare a mangiare la pizza. Chi ha piacere di andare, ovviamente non è obbligatorio, sarà donne, e sarà a Bassano, un posto facilmente accessibile, e chi ha piacere di venire può dare il nome a Antonietta. Grazie. Gloria a Gesù. Ma andremo a mangiare anche noi la pizza, non vi preoccupate. Adesso devo chiamare qui il dottor Vischi, professore Vischi, che vuole dirvi qualcosa. Questo uomo ha fatto nascere migliaia di bambini, è stato per tanti anni primario anche nell'ospedale di Cittadella, è stato nel reparto dove nascono i bambini, vero professore? È una gioia per noi averlo qui, gloria a Dio, 95 anni. Amen. Funziona? Sì. Fatti sentire con la voce, parla. Ci voleva fare una comunicazione. Sì, ho una comunicazione da fare che spero vi rallegri e che rallegra moltissimo me. Io Vai.
Cosa ha fatto? Il Signore ha fatto? Il Signore non mi dava adesso la santa facoltà di parlare e di chiarire, ma ha fatto un miracolo, e tanto è vero che adesso, in questo momento, io e Carmen, che era mia moglie, ritorna ad essere mia moglie perché ci sposiamo. Alla mamma. Dico solo questo, girati di là papà che ti vedano. Ricordo un giorno venne un fratello qua da noi e predicò, e io mi ero convertito da poco, la mamma si è convertita con me, si è battezzata con me, e questo fratello predicò quando disse che io e la mia casa, no, saremo salvati, no? Vi ricordate questo brano? E questo il Signore ha provveduto, perché anche in un papà che illo tempore non pensava al Signore, io ho sentito proprio nel cuore, poi la mia, come dire, incrudilità, sì, uno insomma quando è fresco nella fede ogni tanto si perde, no? Diventa un po' incredulo. Il pastore mi diceva: stai tranquillo che sento nel cuore che... E quindi il Signore non solo ha salvato papà, ma ha ricostituito una famiglia dopo 40 anni di separazione e divorzio, e questi sono i miracoli che fa il Signore. Amen. Grazie pastore, grazie. Ma voi dovete immaginare, quando io gli ho fatto la lettera perché doveva portarla in comune per le pubblicazioni del matrimonio, mi ha telefonato la responsabile dell'ufficio anagrafe, mi ha detto: ma senta, ma 84 anni e una di 90 si risposano dopo 40 anni che... io ho detto: Gesù fa questo? Roba da non credere. Verremo anche noi a vedere il suo matrimonio, venite? Gloria a Dio. Allora il 4 settembre faremo il matrimonio in chiesa, domenica 4 settembre. Poi ci diranno dove magari andiamo un po' insieme, stiamo tutti quanti insieme, gloria a Dio. Questo è ciò che Dio fa, amen. Dio compie miracoli, il nostro Dio è l'Iddio dell'impossibile. Ecco, questa mattina voglio parlarvi in modo particolare e voglio condividere con voi la prima moltiplicazione dei pani e la seconda moltiplicazione dei pesci. Ok? Amen. Voglio parlarvi, il titolo l'ho intitolato 3 obiezioni e una soluzione. 3 obiezioni, una soluzione. È quella migliore secondo l'uomo, ok? Quindi andiamo alla parola di Dio, Matteo capitolo 14, leggeremo dal versetto 13. Alleluia. Fino al 21 e poi andremo quella in Marco. Gloria a Gesù. Amen. Alleluia, così dice la parola di Dio. E quando Gesù ebbe udito ciò, partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. E le folle saputolo lo seguirono a piedi dalla città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande folla e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Poi, facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, licenzia dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non è necessario che se ne vadano, date loro voi da mangiare. Ed essi gli dissero: noi non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qua. Comandò quindi che le folle
Domandò quindi che le folle si sedessero sull'erba, poi prese i 5 pani, i 2 pesci e alzato gli occhi al cielo, li benedisse, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alle folle. E tutti mangiarono e furono sazi. Poi i discepoli raccolsero i pezzi avanzati in 12 ceste piene. Ora coloro che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Andiamo in Marco, al capitolo 8, dal versetto 1 al versetto 8. Questa è la seconda moltiplicazione dei pani. Alcuni fanno anche confusione, pensano che sia sempre la stessa moltiplicazione, ma ci sono state 2 moltiplicazioni. In quei giorni, essendovi una folla grandissima e non avendo da mangiare, Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse loro: ho pietà di questa folla, perché sono già 3 giorni che stanno con me e non hanno di che mangiare. E se li mandano digiuno a casa, verranno meno per via alcuni di loro. Infatti sono venuti da lontano. E i suoi discepoli gli risposero: come potrebbe alcuno saziare pane a costoro? Qui nel deserto. Ed egli domandò loro: quanti pani avete? Ed essi gli dissero: 7. Allora egli ordinò alla folla di sedere per terra e prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli, perché li mettessero davanti a loro, ed essi li misero davanti alla folla. Avevano pure alcuni pesciolini. Dopo averli benedetti ordinò loro di mettere anche questi davanti a loro. Così essi mangiarono a sazietà e i discepoli portarono via 7 paniere di pezzi avanzati. Or quelli che avevano mangiati erano circa 4.000, e poi li licenziò e subito salì nella barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanuta. Inchiniamo un attimo il nostro capo. Padre, sappiamo che la tua parola ci può essere rivelata solo attraverso la guida dello Spirito Santo. Signore, noi questa mattina chiediamo in modo particolare che chi parla e chi ascolta possa essere unto dallo Spirito Santo, affinché questo seme possa scendere nel nostro cuore. Padre, io non so nulla dei miei fratelli, di quelli che sono qui questa mattina, ma tu li conosci, sai ogni cosa, sai quello che stanno attraversando, quello che stanno vivendo. E questa mattina questa parola diventa pane per noi, quel pane che veramente può scaturire in noi qualcosa che ci porta forza, ci incoraggia, ci sostiene e ci dà ancora un tempo per camminare con fede. Grazie Padre. Padre, io ti prego anche di benedire quelli che sono collegati con noi questa mattina, che ci seguono attraverso il video, che tu possa toccare il loro cuore, lì dove sono, Signore, perché anche loro possono ascoltare il messaggio della tua parola. E quando lo ascolteranno poi in futuro, Signore, grazie perché la tua parola è vita, il tuo spirito è qualcosa che si rinnova ogni giorno. Grazie nel nome di Gesù. Amen, gloria a Dio. 3 obiezioni. Manifestare un'opinione contraria a quella espressa da altri, replicare e contrabbattere, questo vuol dire obiezione. Obiezione, non sono d'accordo. Obiezione, non sono convinto. Obiezioni, loro fanno 3 obiezioni, i discepoli che gli sono vicini. Tutto sommato, se noi vediamo, non è che proprio queste obiezioni erano delle obiezioni così campate in aria, no? Diciamo noi, ma erano sincere. Quello che loro dicevano era perché si trovavano realmente in un luogo deserto, si trovavano realmente davanti ad una folla e dire: come facciamo noi a dare da mangiare a questa folla? Cioè qualcosa di evidente, qualcosa che noi vediamo con i nostri occhi. Ma quante volte noi ci lasciamo coinvolgere da ciò che vediamo o addirittura anche da ciò che ascoltiamo? La parola di Dio ci dice che il giusto vivrà per fede. Amen. 3 volte è scritto nella sua parola. 3 volte noi troviamo il giusto vivrà per la sua fede. E il Signore ci chiama ad avere fede. Ci chiama a credere.
La parola di Dio ci dice: senza fede è impossibile piacere a Dio. Senza fede è impossibile accostarsi a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Gloria a Dio. Che bello questo termine, non dice Egli è. Basta, Egli è. Vuol dire tutto. Questo luogo è deserto, la realtà. Questo luogo non è un posto adatto per ricevere un miracolo. Ci guardiamo intorno a noi in alcune circostanze, in alcune situazioni e vediamo un deserto. Mi capite di cosa sto parlando? Un deserto. Chi ti deve aiutare non c'è, chi ti può aiutare non ti chiama, né lo vedi, né lo senti. Magari stai aspettando qualcosa ma non riesci perché c'è un deserto intorno a te. Ti senti anche solo, ti è mai successo? A volte sei anche in mezzo a una comunità, in mezzo a dei fratelli che dovrebbero in qualche modo anche vedere attraverso il tuo sguardo, il tuo volto, che magari stai passando un momento difficile, ma passi inosservato. C'è un deserto intorno a te. Questo luogo è deserto. Gloria a Dio. Per te è un deserto. Magari quello che stai vivendo, quello che stai attraversando, magari stai vivendo in un momento di un deserto della tua vita. Prima Vincenzo, guarda caso, ci stava proprio dicendo questo attraverso quando presentava il cantico, quando Dio vuole parlare, vero fratelli? Lui parla. Non ci siamo mica messi d'accordo, non sapevo neanche i cantici che cantavano. Io do sempre la libertà, perché proprio voglio vedere la guida dello Spirito Santo nella Chiesa. Nulla di preparato. A volte ci può essere questo deserto intorno a te, ma io voglio dirti che per Gesù il deserto è il posto migliore. A volte il Signore ci porta nel deserto. Lo Spirito Santo portò Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. Provate a immaginare. A volte il deserto serve nella nostra vita per fortificarci e anche per dimostrare che Gesù è colui che ha operato, perché non c'era un'altra soluzione. Deserto. La parola di Dio, il profeta Osea, al capitolo 14, al versetto 14, dice: perciò ecco io l'attirerò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Il Signore ti parla nel deserto. Perché forse quando hai tutto intorno a te che supplisce a quello che tu hai bisogno, il tuo bisogno, forse di Dio non hai tanto bisogno. Ma quando andiamo nel deserto, quando lo Spirito Santo ci porta nel deserto, quando affrontiamo situazioni difficili, lì ti devi incontrare con il tuo fidanzato, che poi diventerà il tuo sposo quando tornerà. Gesù. Io l'attirerò e gli parlerò nel deserto. Vi ricordate, proprio poche settimane fa abbiamo detto che il giusto cresce come la pianta, come la palma nel deserto. Cresce in altezza. Gloria a Dio. Quindi la prima obiezione che noi vediamo è un deserto intorno a me. C'è un deserto. Dio vuole parlarti proprio in mezzo a questo deserto che tu stai vivendo. La seconda obiezione è tardi. Non c'è più nulla da fare. L'ora è passata, è tardi. Lo hai mai detto magari su qualche cosa che oramai non speri più? È tardi, non c'è più niente da fare. Ma è tardi per chi? Per chi è tardi? È tardi per te o per il Signore? Noi abbiamo il tempo, noi abbiamo inventato l'orologio. Dio non ha l'orologio. Dio non ha l'orologio, noi abbiamo inventato il tempo, ma Dio no. Per Dio non è tardi. Dio interviene quando ha deciso di intervenire. Quindi tutto è sotto il suo controllo. Era tardi per Marta. Era tardi per Marta. Gesù, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Oramai è tardi. Sono passati 4 giorni. È tardi, potevi arrivare prima, vi ricordate?
Oh, era tardi per Sara, in età avanzata, oramai sono vecchia, non posso più avere figli. Era tardi per lei, l'ora è tardi, è passato. E anche Geremia addirittura ci dice la parola di Dio, che lui dice, in qualche modo sta dicendo è tardi. Geremia ci dice la parola di Dio in Lamentazione al capitolo 3, versetto 54 al 57, dice è finita per me, si trovava dentro a un pozzo, l'acqua lo stava sommergendo. Eppure dice qui le acque scorrevano sopra il mio capo e io dicevo è finita per me. Ho invocato il tuo nome, o Eterno, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce, non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, al mio grido di aiuto. Quando ti ho invocato, tu ti sei avvicinato a me e mi hai detto non temere. Gloria a Dio che questa mattina tu possa sentire la voce del Signore, perché magari tu hai pensato, proprio come è tardi per me, o addirittura è finito. Non c'è più nulla da fare su questa situazione. Mio padre e mia madre hanno continuato a pregare per i miei fratelli inconvertiti, eppure mio papà e mia mamma, quando sono andati con il Signore, non hanno visto alcuni dei miei fratelli e sorelle che sono venuti al Signore. Ma non hanno mai smesso di pregare perché non era tardi, perché sapeva che era tardi per il tempo loro, perché Dio non aveva stabilito di vederli con i loro occhi figli salvati, però per il Signore no. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia, la tua casa. Credici, anche se per te può essere tardi. Abramo, la parola di Dio ci dice che Abramo in Romani 4, versetto 18, egli sperando contro speranza, credette. Gloria a Dio. Oramai era vecchio anche lui. Come posso io, nella mia anziana età, avere un figlio? Passato il tempo, passati gli anni. Ma lo Spirito Santo intervenne, e che lo Spirito Santo questa mattina possa intervenire nella tua vita affinché tu possa credere per fede, speranza contro speranza. Cioè quelle cose che tu non vedi, Dio è capace di farlo, amen. È capace di rabbattarlo. Guarda che la cosa più che non piace al Signore è l'ingratulità. La parola di Dio dice che in alcuni passi nel Vangelo noi troviamo che Gesù non fece alcuni miracoli per la loro incredulità. Credi tu questo? Credi che Gesù può farlo? Vi ricordate Gesù cosa diceva? Lo credi tu? Proprio martedì abbiamo parlato di questi due ciechi che vanno da Gesù. E Gesù dice, ma voi pensate che io posso fare questo? Sì, Signore, lo crediamo. Sia fatta secondo la vostra fede. E ricevettero la vista. Gloria a Dio! C'è qualcosa forse troppo difficile per me? Vi ricordate chi lo disse? C'è qualcosa forse troppo difficile per me? Come posso io avere un figlio? Ma c'è qualcosa forse troppo difficile per me? Sara stava ridendo là dietro, quando ascoltò. Poi disse, chi io? Non ho riso. Ma gloria a Dio che il Signore ci conosce. E questa mattina questa affermazione viene dal cielo per te. Io non so a chi sto predicando questa mattina, ma sono sicuro che sto predicando a più di qualcuno questa mattina. E il Signore ti dice, ma c'è qualcosa troppo difficile per me? C'è qualcosa forse troppo difficile per me? Fratelli, questo messaggio me lo sono fatto per me. Io al 14 dovrei rientrare di nuovo in sala operatoria, non voglio proprio entrarci. C'è qualcosa forse troppo difficile per me? No, Signore, assolutamente no. Tu anche in questo momento mi puoi guarire, amen. Amen. Gloria a Dio, io conosco l'Eterno che guarisce. Alleluia. Abbiamo solo, terzo obiettivo. Terzo, obiezione. Abbiamo solo. Cosa avete? Abbiamo solo. Per te è solo, per il Signore non è solo. Noi diamo il quantitativo alle cose, Dio no. Non ci ha detto forse il Signore se avete fede come? L'avete mai visto un granello di senape? Io sì l'ho comprato, l'ho visto. È una roba
che ci vuole il microscopio. Il Signore dice: se avete fede come quel granello di seme, voi potrete dire a questa montagna: spostala. Noi a volte vogliamo le cose in apparenze grandi davanti a noi. Un uomo disse che aveva tanti beni: mangi, bevi e godi. Ho tanti beni davanti a me, possono mangiare i miei figli, i miei nipoti, i pronipoti. E Dio gli disse: stolto, questa stessa notte tu mi darai conto dell'anima tua. Questa stessa notte mi darai conto dell'anima tua. Pensando a un amico che è stato con noi, è venuto in chiesa, si è battezzato. Pochi giorni fa si è addormentato e l'hanno trovato morto a casa. Devono ancora stabilire la morte. 48 anni. 48 anni. Io l'avevo rincontrato, gli avevo parlato, ci siamo incontrati sotto all'aeroporto di Venezia. La vita è breve. La vita è niente. Siamo un soffio. La parola di Dio dice che l'uomo è come un fiore del campo. Se un vento gli passa sopra, non è più. E il luogo dov'era non si riconosce più. Alleluia. Abbiamo solo poco e niente. Abbiamo solo poco e niente. Che cosa avete? Abbiamo 5 pani, 2 pesci. Nell'altro caso abbiamo 7 pani. Ma 7 pani con 4.000 persone e gli altri 5 pani e 2 pesci con 5.000 più bambini, donne, cosa facciamo? Provate a immaginare che cosa facciamo. Quello che non vale niente per te serve a Dio. In Prima Re, al capitolo 17, dal 12 al 16, se voi vi ricordate, Dio mandò il profeta Elia da una vedova a Serepta. E quando lui la vede gli disse, leggiamolo insieme, portami anche un pezzo di pane, disse a questa vedova. C'era la carestia, non pioveva, c'era la siccità. Le vedove erano le ultime della società. E lui andò da questa vedova, provate a immaginare, vi ho già predicato su questo, a dire: ma il Signore non mi poteva portare in una casa dove c'erano dei viveri, dove c'erano dei granai pieni, dove c'erano che potevamo stare insieme. Mi manda da una vedova che è l'ultima nella società e poi guarda caso io gli dico: vammi a prendere un po'. E lei gli dice: portami del pezzo di pane. E lei ha risposto: come è vero che Dio, che vive l'Eterno il tuo Dio, pane non ne ho, ma solo una mangiata di farina in un vaso e un po' di olio in un orcio. Ed ora lo sto raccogliendo 2 pezzi di legna per andare a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Questa era quello che lei pensava. Provate a immaginare come stava vivendo questa donna. Dio aveva preparato un servo per mandarlo da lei per benedire la sua vita. Ma in ubbidienza questa donna doveva ubbidire. E quello che voglio dirti, Dio a volte ti parla, ma tu devi ubbidire ciò che Dio ti dice di fare. Mi seguite? Se Dio ti dice di fare qualcosa per l'opera sua, anche se a te manca quella cosa, falla, perché Dio provvederà. Dio va al di là di quello che immaginiamo e pensiamo. Dio va al di là. Voglio raccontarvi questa testimonianza, l'avete già sentita, ma la voglio raccontare. Io ero un ragazzino, ero un bambino, ero seduto vicino a mio padre in chiesa e vicino a papà c'erano le donne da un lato e gli uomini da un altro. Io mi sedivo sulla panca e vicino a papà c'era sempre un fratello che si sedeva vicino a lui e questo fratello aveva 7 figli e lui lavorava a giornate. Si metteva in piazza, lo chiamavano per i lavori e andava. Ed era un po' che non aveva lavoro, aveva 7 figli. Ed era durante la settimana, l'offerta non si raccoglieva mai durante la settimana, si raccoglieva di domenica. E io mi ricordo che il pastore quel giovedì disse: il Signore ha messo nel mio cuore di dare un'offerta, in modo particolare perché c'è qualcuno in mezzo a noi che ha bisogno, è nel bisogno e dobbiamo raccogliere l'offerta. Non passava mai durante la settimana l'offerta, solo la domenica. Passava il cestino
E così presero i cestini e iniziarono. E questo qui che era vicino a papà disse a mio padre, disse: Giuseppe, io c'ho questo, devo comprare il latte per i miei bambini domani. Non ho altro. Però si vede che c'è qualcuno che non ha neanche questo. E io sai cosa faccio? Li metto nell'offerta. Dio provvederà per il latte dei miei figli domani. E mise nell'offerta tutto quello che aveva, proprio come quella vedova. E il pastore alla fine chiamò davanti proprio lui. Per favore, il tale fratello, venga qui. Se lo portò dentro alla stanza e gli disse: quello sei tu, questo è tutto per te. Questo è tu. E in più prese un'offerta dai fondi della chiesa e gli dietro, perché il Signore ha messo questo nel mio cuore. Noi abbiamo un Dio grande. Gli disse: ma solo una manciata di farina e un vaso, e poi dice: lo mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, vai e fai come ti ho detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. Questa era la fede, perché in quel tempo servire il servo di Dio era come servire il Signore, era un'offerta al Signore. Quindi per fede tu hai: ma io lo devo dare ai miei figli, io devo mangiare noi due, no, fanno una per me. Quindi ne farai per te e per tuo figlio, poiché così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele: il vaso della farina non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. Così ella andò e fece secondo la parola di Elia, e mangiarono lei, Elia e la sua famiglia per parecchio tempo. Il vaso della farina non si esaurì e l'orcio dell'olio non calò, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunciato per mezzo di Elia. Quando Dio dà una parola, quando Dio mette nel nostro cuore, la parola di Dio dice che l'ubbidienza vale più del sacrificio. Più del sacrificio. Fratelli, è tempo che la Chiesa del Signore vive per fede. È tempo che la Chiesa del Signore, in mezzo a queste situazioni che noi stiamo sentendo, che siamo bombardati, bersagliati, non ci sarà acqua, come faremo? Io sono convinto che Dio farà uscire l'acqua dal tuo rubinetto. Perché colui che ha aperto il Mar Rosso è il mio Dio. E se l'ho aperto prima è capace di farlo anche adesso. Lui vuole l'ubbidienza. Egli desidera che noi non facciamo obiezioni davanti ai messaggi, davanti alla chiamata di Dio. Non mettiamo obiezione, che non siamo contrari, che non replichiamo davanti al Signore. Ma come farò? Vi ricordate chi è che fece obiezioni? Ne fece 5 obiezioni, Mosè. Mosè viene chiamato: tu andrai? Sì, io Signore no, manda qualcun altro. E chi dirò che mi manda? E come farò? 5 obiezioni fece, finché Dio si arrabbiò. Tu andrai. Gloria a Dio. Ma la soluzione più facile, ecco il messaggio delle 3 obiezioni e la soluzione. La soluzione più facile qual era? Licenzia le folle, mandale via. Il luogo è deserto, è tardi, è passato già il tempo, abbiamo poco e niente, Signore, mandali a casa. Questa è la soluzione dell'uomo, è quella più sbrigativa. Ma la cosa meravigliosa è questa. Qual è la cosa meravigliosa? La cosa meravigliosa è che il Signore gli sta dicendo qualcosa di particolare a loro. Gli sta dicendo: sì, io ho visto quello che vedete voi, ma io so che voi servirete da mangiare a queste folle. Sarete voi, darete voi loro da mangiare. Provate a immaginare. Si trovano con gli stessi pani, si trovano con gli stessi pesciolini, ma la folla è davanti a loro. E Gesù prende il pane e lo rompe. Prega, lo spezza quel pane, ma quel pane è sempre quello. Si spezza e si mette nei cesti, ma il pane è sempre quello.
Io esco per fede e inizio a dare perché gli fa fare un giro da 50, il cerchio da 50. La prima cosa che penso io, non basterà neanche per questi 50, siete d'accordo o no? Ma la parola di Dio ci dice che sfamarono tutti, mangiarono a sazietà. 5.000 più donne e bambini. Voi provate a immaginare quei discepoli che vedono i miracoli sotto i loro occhi, che quella cesta non finiva mai, il pane usciva da sotto. Gloria a Dio quando noi abbiamo la certezza, Dio farà uscire il pane dal cielo. Per la tua vita, per la mia vita. Lo ha fatto in tutti questi anni di matrimonio. Dio è stato fedele con me. Noi fra 3 settimane dobbiamo uscire da casa, io non so ancora dove vado, non abbiamo niente, non abbiamo un appartamento, non abbiamo niente, ma io so che Dio provvederà. Dio provvederà. Alleluia, la sua parola dice che i leoncelli soffrono necessità e fame, ma coloro che fanno la volontà di Dio non hanno mancamento di alcun bene. Queste 2 persone che sono qui davanti per anni hanno vissuto sotto una tenda per evangelizzazione e vivevano per fede ogni giorno. Mangiavano quello che c'erano, vero Daniele? Quello che c'era, anche quello che non c'era. E si mischiava tutto. Era una cosa che a volte invitavano anche quelli che andavano a trovarli a visitare, vuoi mangiare con noi? C'era di tutto e di più. Ma per fede. Hanno imparato a vivere per fede. Sono usciti dalla tenda e Dio gli ha dato una casa, hanno comprato una casa. Dio li ha benedetti grandemente. Imparare a vivere per fede ogni giorno, perché Dio provvederà per noi. Alleluia! Cari, le nostre risorse umane saranno sempre insufficienti. Ricordatelo, saranno sempre insufficienti. Con le nostre forze non riusciremo mai a sfamare quelle anime che sono affamate di Dio. Mai. Dio ci ha provveduto il pane, cioè Gesù. Io sono il pane della vita, disse Gesù. Alleluia. Ci ha affidato di darlo agli altri. Dai il pane che ti do. Dai il pane agli altri. Ha chiamato te. Giovedì abbiamo fatto lo studio, noi pietre viventi, non siamo mattoni, siamo pietre. Non siamo fatti a formette, siamo pietre che Dio sta lavorando in ognuno di noi. Alleluia, gloria a Dio. In Marco ci dice che nella seconda moltiplicazione dei pani, dopo aver sfamato 4.000 persone, rimasero 7 ceste piene. Abbiamo letto. In Matteo, nella prima moltiplicazione ci dice che vennero sfamati 5.000 persone, più bambini e le donne, e ne rimasero 12 ceste piene. Vi ricordate cosa vi ho detto allo studio? 12 e 7. Quanti sono i mesi dell'anno? Sono 12. Quanti sono i giorni della settimana? 7. E Dio provvederà per 12 mesi e per 7 giorni nella tua vita. Non sono mai a caso i numeri che ci sono nella Bibbia. Non è mai un caso, c'è una rivelazione in tutto quello che noi troviamo nella Sacra Scrittura. Il Signore sta dando un insegnamento basilare, dottrinale, importante. Non ti preoccupare perché io provvederò per te. Non temere perché io provvederò per te. Colui che ha formato l'orecchio non udrà forse egli? Colui che ha formato l'occhio non vedrà forse egli? Fratelli, abbiamo bisogno di fidarci del Signore. Ci dobbiamo fidare sempre di più del Signore. Dobbiamo credere con tutto il nostro cuore. E allora noi vedremo la gloria di Dio. Amen. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù. Alleluia. Chiara, puoi venire un attimo alla tastiera che mi guidi mentre... Gloria a Gesù. Vorrei un attimino soltanto che voi potreste chiudere i vostri occhi, inchinare il vostro capo. Gloria a Dio.
il messaggio è stato dato. Questa mattina la parola di Dio ci ha parlato ad ognuno di noi, ma in modo particolare a qualcuno che è in mezzo a noi, che magari vede le situazioni intorno a sé, sta vedendo un deserto, ha visto che oramai è tardi, ha visto che magari quello che ha è poco per poter risolvere quel problema. Come farò? Questa mattina voglio dirti per fede, come Elia disse, ricordati che l'olio e la farina non finirà mai nella tua casa. Egli ha promesso che si prenderà cura di te. Egli ha promesso di benedire la tua vita. Tu hai fatto un patto con Lui e Lui ha fatto un patto con te. Forse noi non riusciamo a mantenere il patto, ma Lui lo mantiene. Lui mantiene quel patto. Dio aveva detto attraverso il suo patto con l'uomo che non avrebbe mandato più la pioggia sulla terra, il diluvio universale sulla terra. Vi ricordate? E come segno diede l'arcobaleno. E ogni volta che lo guardiamo ci ricordiamo di quel patto. A me non importa come avviene, cosa succede, il freddo, le nuvole, la pioggia, l'aria, non mi importa. Ma avviene, lo guardo e dico: Dio è fedele. E se andate in Apocalisse, quando saremo davanti al trono di Dio, dietro al trono di Dio ci sarà l'arcobaleno. Perché Dio ancora dirà: io sono stato fedele. Dio è fedele con te. Questa mattina Egli desidera che tu possa dire: Signore, perdonami, perché sono venuto meno, perché mi sono lasciato trascinare dai miei occhi, da quello che ho udito. Questo ha messo paura nel mio cuore. Forse ho pensato che era troppo tardi per una soluzione, ma per te niente è tardi. Ci credi tu questa mattina? Credi che Dio può far risuscitare come fece risuscitare Lazzaro? Alleluia! Questo è quello che Dio gli disse a Marta: se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Lo credi tu questo? Io sono la resurrezione e la vita. Alleluia! Forse qualcosa per te è già morto, l'hai dato per scontato, come proprio disse il profeta Geremia. È finita per me. Non dirlo. Questa mattina non dirlo, anzi chiedi perdono al Signore e dire: Signore, c'è speranza in te. Io so che tu puoi, Signore. Quindi questa mattina io non ti chiamerò qui davanti, non stenderò le mie mani su di te per pregare, ma sarà il Signore che verrà da te in questo momento. Quello che io ti chiedo, mentre ogni occhio è chiuso, ogni capo è chino, alza la tua mano lì dove sei. Signore, eccomi, sono io quello. Tu lo sai, hai letto nel mio cuore. E questa mattina io desidero ringraziarti per la tua parola. Ma voglio uscire da questo luogo, come Anna uscì dal Tempio, con il suo volto raggiante, trasformato. Perché Dio aveva visto quella preghiera che usciva dal suo cuore. Perché lei voleva avere un figlio. Dio conosce ogni cosa per te. Non dire è tardi, non dirlo più è tardi. Non dire è troppo tardi, non si può fare più nulla. Sono stato dappertutto, sono state dovunque. Mi hanno detto che non c'è niente da fare. Lascia che sia Dio che dice che non c'è niente da fare sulla tua vita. Lascia che sia Lui che te lo dice. Abbi fede in Lui. Quando Dio ti dirà non è più tempo, ti darà la forza e la pace nel tuo cuore, perché tu comprendi che quello non era il piano di Dio. Ma finché Dio non ti risponde, resta fedele al Signore. Resta fedele al Signore. Dio parlò al cuore di Davide e gli disse che si sarebbe chiamato suo figlio, nato da un rapporto che lui non voleva. Ma Davide rimase 3 giorni e 3 notti a pregare affinché Dio potesse cambiare il suo pensiero. Ma Dio non lo fece. E quando gli andarono a dire che suo figlio era morto, Davide si alzò, si lavò il viso e benedisse il nome del Signore.
ricordati che Dio ha il meglio per te. Se non ti ha dato qualcosa è perché sa che quello non lo puoi ancora portare. Non sei ancora in grado di farlo. Lui è un buon padre. Però quello che voglio dirti questa mattina, non dire tardi, non dire sono in un deserto, perché come Dio ha mandato i corvi a Elia e gli ha dato da bere, Lui anche nel deserto ti vuole benedire. Questa mattina il Signore vuole benedire in modo speciale, straordinario la tua vita. Lo credi tu? Amen. Gloria a Gesù. Vincenzo, mi puoi cantare con Daniela quel cantico che a me piace moltissimo, che dice, vediamo se lo ricordo, parla della preghiera. Adoro adorarti. Adoro adorarti. Questo è un canto che scrisse Vincenzo. A me piace moltissimo. E dissi a mia moglie, se il Signore mi dovesse chiamare, devi dire a Vincenzo che canterà questo cantico al mio funerale. Adoro adorarti. Guardate quanto è bello questo cantico. È meraviglioso. Ascoltiamolo con tutto il cuore. E dillo al Signore, Signore, adoro adorarti. Adoro stare qui, alla tua presenza. Non guardare l'orologio, non ti preoccupare. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia a te, Signore. Gloria a Gesù. Grazie, Signore. Adoro adorarti, Signore. Adoro stare davanti a te. Oh sì, una sola cosa ho chiesto a te, Signore. Alleluia a te, Gesù. Questo è il desiderio del mio cuore, Signore. Con tutto il mio cuore di dimorare nella casa tua tutti i giorni della mia vita, per contemplare la tua bellezza ed ammirare il tuo tempio. Chiesa, Adoro adorarti, adoro ringraziarti, adoro te, mio Signore. Sei unico Redentore, potente Salvatore, il Santo, maestoso Dio, incomparabile, ineguagliabile,
meraviglioso Re. Alleluia, Signore. Signore, su questa terra facciamo fatica ad esprimere completamente quello che proviamo, Signore, nelle meraviglie che Tu sei, Gesù. Ancora con il canto che ci aiuta, Signore, vogliamo esprimere con tutto il nostro cuore. Tu sei meraviglioso, Signore. Padre, nel Vangelo di Giovanni, Giovanni ha detto quante cose ha fatto Gesù in questa terra. Su questi pochi anni, Signore, del suo ministero, così tante cose che tutti i libri non potrebbero contenerle, Signore. Signore, questo è quello che Tu fai nelle vite di ciascuno di noi. Tante cose che non sono numerabili, Signore, nella vita di ciascuno di noi. Eppure Tu continui, Signore, Tu continui, anche quando veniamo meno nella fede, nella fedeltà, quando passiamo dei deserti, a volte anche creati da noi quei deserti, Signore. Eppure Tu apri un varco, apri una luce e arrivi, Signore, nelle profondità del nostro cuore e Tu parli, Signore. E ancora questa mattina Tu hai parlato sicuramente a tanti cuori, attraverso i canti, attraverso la Tua parola, attraverso tante cose, Signore, che si sono manifestate davanti a noi in questa mattina. Ma Tu, Signore, vogliamo ancora dirti, Tu sei santo, 3 volte santo, sei il nostro Dio, il nostro Signore, il nostro Salvatore, Signore. Padre, per quanti hanno dei pesi che non riescono a portare, Signore, Ti preghiamo col Tuo Santo Spirito arriva, dai nuove forze, nuove ali, Signore, che possono rilanciarsi verso di Te a nuove speranze di vita, come è stato predicato quest'oggi, Signore. Signore, Ti ringraziamo per quanto Tu fai, Signore, costantemente, nel nome di Gesù, Padre. Grazie. Dio vi benedica, fratelli, buona domenica, sorelle.